Piazza Indipendenza alle mie spalle, siamo in municipio dove è stato presentato il programma di Estiamo a San Donà. Quest'anno ci sono due novità importanti: la ricchezza del programma, 80 appuntamenti in circa 90 giorni di rassegna che comincerà subito dopo la fine di Sport in Piazza, e l'altra novità è che il programma è stato già presentato e definito praticamente interamente fino alla fine dell'estate. Ma sentiamo dalle parole del sindaco la presentazione di questa stagione di Estiamo a San Donà. Ci sono doppiamente orgoglioso e ringrazio ancora gli uffici, i miei colleghi di giunta, l'assessore delegato Ferraro. Ci siamo dedicati veramente anima e corpo per questo programma. Ringrazio doppiamente perché sia per la ricchezza dell'offerta, perché appunto 80 appuntamenti in 3 mesi è da comune turistico, quindi sono veramente orgoglioso di questo, ci sarà da divertirsi quest'estate. E il secondo elemento è questo, cioè a maggio riusciamo ad avere il calendario di tutta l'estate fino a settembre inoltrato, in modo che chiunque possa programmare e decidere cosa fare. Vuole venire ad ascoltare Galliano nel premio letterario, vuole venire a Fiume Festival perché c'è la tribute band di Rino Gaetano, vuole venire a vedere uno dei film che proietteremo all'aperto. Ci saranno manifestazioni di tutti i tipi e quindi sia il cittadino che ha piacere di seguire una certa manifestazione, sia l'operatore economico che può programmare la propria attività, già ora sa cosa ci sarà a luglio, agosto, settembre. Era un impegno che avevamo preso in campagna elettorale, per questo sono contento di poter dire abbiamo pubblicato il calendario di tutta l'estate, con tranquillità potete decidere cosa fare durante l'estate sandonatese. Ecco, un programma che alterna delle proposte sandonatesi, diciamo locali, con delle proposte che arrivano di respiro nazionale. Sì, abbiamo tentato di coinvolgere le nostre realtà sandonatesi, le realtà locali, soprattutto dal punto di vista musicale. Ricordo l'appuntamento il 25 luglio, sperando che quest'anno il cielo ci assista con l'opera in piazza. L'Accademia Segattini ci porterà Il Barbiere di Siviglia, è l'opera lirica per eccellenza, una delle più belle del mondo, e spero che sia veramente una serata al top. E abbiamo anche appuntamenti di caratura nazionale, per esempio con il Festival Letterario o il Fiume Festival, insomma, quindi è un programma molto ricco, variegato, dedicato ai più piccoli a partire dai 6 anni, con il Museo della Bonifica, le fiabe nel parco, alcuni esperimenti teatrali, e ai più grandi, alle persone mature con i concerti. Avremo Abba Show, avremo il San Donà Suona con 8 appuntamenti di musica rock in centro, insomma un programma molto ricco e aperto a tutti. Come si inserisce il MUB, il Museo della Bonifica, all'interno di questa rassegna estiva? Con sede d'estate al MUB, il museo si propone come luogo di incontro, un luogo di benessere, un luogo dove accadono delle cose. 13 appuntamenti che spaziano dalle attività per i bambini ai reading musicali, al concerto, agli incontri letterari, alla danza, che allieteranno l'estate dei sandonatesi e offriranno una valida alternativa a quelli che sono gli incontri invece che propone Estiamo in Piazza o in Golena del Fiume Piave.